Benvenuti a un attovio nuovo di artista, siamo tornati in Baronia, a Ergoli, onde c'è un poeta improvvisatore a Ottata, adesso canto a Bolu, uno di questi poeti che quando hanno cominciato era un enfant prodigio in Francia, ma si subito affermato in questo mondo e oggi siamo a domo sua, una bella domo, una bella famiglia, questa famiglia è la domo di Giuseppe Porco. Grazie di questo convito. In sasa, ci sono su di questa artimanna che tenesi posato su improvvisatori, su poeta. Dopo tu che sei giovane, tenesi 34 anni, no? Tu che sei picciochetto ancora. Come assolutamente, quindi sei capitano. Però tenesi una carriera già ormai bella consolidata, poi hai esordito in palco a cantando. A 17 anni. Quindi, che sei musico, eravamo a metà di questa vita. 17 anni, in pratica, 34 diviso 2, 17 e 17. Dunque, esattamente a metà di questa vita, cosa tua da passare in spalco, a cantare e a improvvisare in poesia. Però tu sei di Ergoli e Osnau, e in noi questa gara poetica è un'arte apprezzata da me, manco un santo, sfia da Ici, poi mi sta a contare tu come testi in noi. Ma tu hai cominciato prima pure di essere di un palco di professionista, a cantando dunque? Beh, c'è sta narrare la giusta a piscinetto proprio minore. Che, no, ma a questa età no. L'ho cominciato a scoprire sul periodo che è andata a trasagabbo della scuola armeria e nei primi anni che sono visita a superiore, e caiti tutto un ambiente tra compagni pure che in questo interessamento per il tenore e tutto. E io l'ho piccata pure la poesia. Tengo un ammento per il spizzino di qualche gara in bida, quando hai sul parco, un minoreddo, hai un rianne, però non è che non ho scritto mai. Muzere me di una famiglia appassionato sempre di questa gara e io sono andato di minore a ascoltare questa gara. Infatti, si ammenta a gara di minore proprio in del sul parco, che la sa sicchita che io non me la ammento. E io invece la sa sicchita. Però, dopo andare che poi mi ha piccato un meta. Sono sempre stato per un po' appassionato sul mondo della poesia, comunque per già di scuola, ad esempio, in generale, è sempre stata una materia pura a livello scolastico italiano che mi sta gradata. E poi quando ho scoperto la nostra, la sarda, bella bello entrare in questo riscambio di suo canto nostro, la maniera di hackere la musica nostra, che è spontaneità, di nascita, che tutti i canti poi si piccano a la sarda, come la maniera di cantare, comunque tiene sempre questo illo di improvvisazione, e la poesia penso che cazzete proprio esprimata al massimo questa nascita sul momento, di questa parola, di suo sunto, di questa argomentazione. Devo questionare del tuo gusto, di quest'arte che di adesso è importo umano, poi come tu si improvvisa in suo momento e dunque si nasce ogni volta una cosa nuova, originale, ripetibile, tutto canto. Però prima di arrivare a gusto, Giuseppe, mi ha da pragi, tu hai andato, musere mia, invece si ricorda, lei si è appassionata. Chi sono amici in luogo della famiglia tua? Tu sei cogliato, tenis figlio? Sì, io ho due figlie. Come si chiama? La prima è Francisca, la seconda poi Arianna. Ma tutte e due si può andare in sardo con tu? Sì, questa è una cosa di importo umano. No, beh, non la siamo sempre spesata in sardo, poi, come è giusto che sia, imparando diretto la lingua, che poi lo spizzinetto, si che ricorda in tutto. Devo narrare una cosa, mascalmente Franzischetta poi quando è andata all'asilo, tendete metta per i candesti fuori, a borda chi sia italiano e tutto, poi logicamente va dati sardo puro, però che non narrare qua ho notato un po' questo distacco della mancanza della lingua nostra a livello scolastico, quasi creata sempre questa divisione tra il mondo culto della scuola che va dato italiano e poi Sadommo che va da sardo, poi logicamente. Infatti è una guerra che usa questa lingua sarda in scuola, sai, noi sciugando e usa rennesci a ponni come attività curricolari e non
qualunque progetto che ogni tanti fa in queste scuole, ma è giusto, per che su tempo benitori si porti questa cosa pure. E dunque, il Goli è una bidda onde le tradizioni si punta ancora intendi a mera, oi e tutto. Una volta quando tu fai sta picciochetto, io mi ricordo, negli anni 80 veniva un tenore dei Goli, bravo se tutto, Poi c'è su canto a chitarra, è una cosa strana, no? In baronia c'è su canto a Salogutoresa, infatti Tottore Vacca, via da uno di questi cantatori, ma ce ne punti mera. E poi su ballo un prazza, è un'altra di queste cose. Ma sa poesia è tutto, e tu hai scioperato gustarti. E sa famiglia tua, tu venisi da una famiglia con un babbo, un nino porco, che ha tutto questo noso del mondo, delle tradizioni, conoscevo bene, poi sei uno esperto, appassionato, un conoscitore di questo canto, di questa forma polifonica di canto, prima di tutto di questo religioso, su dei cresi e tutto canto. T'ha giurato sul fatto che venni di una famiglia, di uno cultori della lingua sarda, cultori delle tradizioni, o non c'entra nulla questa cosa, viene una passione di tutto cosa tua? Con subintrata e metta, che uno che non ha scritto ambiente giusto, che sa lato giusto, tanto potete esprimere e si intende per incoraggiato a piccare certi cammini. Si è in un luogo che non batta, non nessuno che lo sicchi, nessuno che gli dà importo a su che sta accadendo, si deve puntare gallo del pruso, può dire essere. Poi, a fare che su capato io, magari ella batte un'idea a me, prima di che resesse che mi sta aggradata, di che provare, a differenza di tutto il dettaglio mio, capire che magari si chiama la musica sarda, non la tradizione nostra, però magari più spiegato su ballo, più su tenore, una cosa più comune. Se nella sera del mese appassionato di poesia, come tipo io, amantioso proprio, è raro. E qua può credito metà io, però la famiglia mi ha tatuato. Prima di tutto che mi ha sempre fatto sardo. E questa è una cosa, da quando sono scritto, sempre stato sempre spesato di sardi, io frater mio, sardo sempre in tuttue, tutti i parenti miei, grazie a Dio, si è una vita che va da sardo, quindi in tuttue, in tutti gli ambienti, stracompanzos, in tuttue, questo ti dai una orza manna di bicredi per la lingua tua, una maniera di ti esprimere in una certa maniera, poi che per la lingua della poesia è una lingua letteraria, uno non canta mai la lingua della vita sua intesa non lingua è su sardo, però questa maniera specifica della vita no, perché è una variante prosarta, una variante letteraria, però una questo se l'ha applicata bella bello quando ho cominciato a cantare, andando che su tempo, però sempre questa orza e questa cosa nostra, con su ella. Poi batto un'altra cosa pure, che ma noi, su babbo e mamma, soltanto la cantai, per il loco se capitai il loco di spuntino, cosa gai che la ghettai, commenti in tutto la vita, si è variato un montone di gente che sa che ascoltava e cantai pure divertimento, e questo è una cosa importante. Esatto, ma noi, su babbo de babbo, ma noi porco, non vi cantate, però ti appassionato per un attimo mio su mattesima, proprio amantioso a metà della gara, quindi io quando ho cominciato a ascoltare calicuna, che la tennero in carchinastro e poi a intendere calicuna per la vita nostra delle cose, poi tenese la maniera di andare a dare, in casa, a terrare dire, a nato goi, a nato gai, e quello là è nato contro di atterrare gara, e tutto, e tanto che intrasi l'ambiente e più intrasi per queste piaghe e poi prova bella bello. C'è uno poeta, di questo poeta Mannus, che ha fatto questa storia in seconda parte del suo Novecento, se dunque si pensa a qualunque anno a oggi. Uno di questi poeti che poi è diventato una fonte di ispirazione, un riferimento, qualcuno a cui tu pensa, se no, ecco, questo è un poeta, questo è bravo di adesso, questo mi piace, commenti del suo traggio, sul modo e tutto quanto. C'è una figura che a tu dari? Beh, sono numeri, sono un po' come solito, Mastro Manno, che però sul riferimento, che torniamo a suo tempo, colato metta, adesso che non abbiamo manco conosciuto, può narrare io non ho conosciuto, che essendo da 80 gimbe,
quindi sono buono tutto andato. Io ho potuto la fortuna di conoscere di questo manno d'età per pesuto di persone, non devi cantare. Io ho pagato io per cantare, non devo pagare a me. E comunque, però ho potuto l'onore di lo guardare in domo sua, un uomo sapio, e se da chi tenia più di 90 anni, sono mai tigato perfetto di conca, mi ha fatto un'impressione per la barrata boboato. Ma si sapiesi in persona, ma poi sul ruolo, proprio come intendia per su essere poeta, ti cosciente proprio della figura sua, del suo ruolo culturale. Io mi ricordo una intervista di Giovanni Verria. Giovanni Verria, che andavo in Bonorva, domo sua, e in una puntata di Inzandu, su questa trasmissione di Videolina Sardegna Canta, che ha trasmesso questa intervista, e io mi ricordo che mi ha impressionato mera, proprio sa lucidità, sa intelligenza, sa forza che tenia di esprimere su i concetti, su alcune parole che suscetti, forse Inzandu a renderci da porre in pari. Dunque, sei di accordo con tu. Su Peppe este uno adesso che sono l'ombito su in arto, sa vinesa, sa argomentazione, si chinde, cosa namuso la potremmo mutire bellegai una rivoluzione in questa gara che ha cominciato Barone Tuccone. Il sviluppo argomentativo che è stato l'ompita che in Tuccone, che in Pirasa, appunta veramente artasa di poesia, sia in senso di lingua, sia in senso per di sostanza, del ragionamento di questi argomenti. E Zozu è entrato in questa andaina che la permette tu poi di diventare su che è diventato. Poi io ho potuto la sorte di cantare chi sono della generazione dopo, che in Pazzola, che in Masala, che in Zizi. La verità è che come tornando a come mi sono appassionato a ascoltare, io ho poperiato, siccome l'un'arana tanta volta già sono mezzata a maniera di cantare a Zizi, io del Bernardo ne tengo lo conosco bene, ne tengo un rispetto umano, un'ammirazione per i commenti a persone, è una persona veramente che tiene un carisma che sa gente, che in tutto è veramente un uomo da ammirare. Però tornando a quando ho cominciato a mi appassionare, io mi ha dato un compagno che vi canto usiamo spari, provando a fare Castello Reddo e tutto cosa, è questo nastro. Questo nastro è duplicato e badiati scritto Zizi Masale Pazzola. Siccome sono la prima volta che ho inteso a esos cantante, io l'ho scurtato e non ischio che Zizi, che Masale che Pazzola di questo stress, non un'ariana il cantante, a volte scommente capita, però io non ischio di narrare questo che cantante come il Zizi, poi o Masala o Pazzola. Io probabilmente, che incanto che mi piace tanto stress, però forse sì, sul tratto di cantare questa melodia che prima ti ha appassionato è su Bernardo di Zizi. E quindi magari questa cosa mi diventa normale quando io ho cominciato a fare queste prime ottave a cantare, di piccare questa maniera della pesare. Questo abbarrata, secondo me, poi in una cosa che si comincia, poi quando è andata a cantare si è sviluppato un tratto suo, una melodia sua, che per che si poteva assimizzare a un altro, come batta un montone a sinzo, di assimizzo stratero poetas, però poi le ha un ritmo suo, una melodia sua che permette per bene di misurare la metrica e di eseguire il ragionamento, e questo non potete essere uguale. Poi altre cose si entrano tutta bella bello a comporre su che a bella bello si forma come te poeta che non barra su matesi poi tutta la vita, che è un cammino che anda sempre mutando, e quindi io mi ho curtiato per in questa maniera che era narrare una maniera nuova, un po' più artificiale, forse rispetto a collega me di suo tempo scolato, scurtando e poi è successo tutto in giro pochi anni, forse spero che non per merito, sicuramente anzi lo può tornare spero come tranquillamente, non per qualità, metta po' disizio magari dei suoi popoli o di intendere uno giovane che comincia a cantare, io ho credito magari ha cominciato sul momento giusto e la gente mi ha pagato simpatia, però può tornare pensando per come che io
vivido meta questa maniera che ho cominciato io, una mancanza di scuola che vi prima in Sarvidas, che si cantaiti un po' divertimento, un po' passione, in Sarvidas in tutto ma per in vita. La gente magari si dimentica, ma se andiamo a fare una chirca voi, non che si canta il bindadia che si pensa in sottava in celleri, o in tusorio, o in spuntino, in battigare, gai, po' divertimento, gai che deve essere. Certo. In mezzo di questa palestra che la potremmo mutire, in sacale sorzovano certo, un passaggio, diventai in poeta e tutto, certo, in cui vi si distinguiamo sul mezzo. Io non ho conosciuto questo ambiente, non devo narrare che l'ho conosciuto, che non l'ho conosciuto. Io ho potuto la fortuna, invece, quando ho cominciato a fare queste prime ottave, mi appassionare, ascoltando il nastro e tutto, a comprendere come si torna a rima, non tenevo che cantare. Che la venivo che, frate mio, che tenia che vanno si manco di me, quindi se io ne tenevo bindi che sono tenia a deghe, lo piccavo a cantare che me così, io mi chiedo ottava a me, e poi l'inario risponde mi coi, e l'inario riminare a me, ma sempre in una maniera rudimentale, non è che nulla di speciale. Però sul fatto che tu in NASA, questa cosa che in NASA è bella, non fia tutto un merito, e sul merito poi sa palestra, sa attività, ma formavo e tutto quanto. Però quando tu hai cominciato a cantare nel 2013, mi pare, no? Sì. Sul 2013, questa cosa in tutto sul mondo della poesia ha fatto veramente questionare a tutto, cioè questo giovane di 17 anni, bravo, dotato, che aveva talento, un bello traggio, e dunque sai, questa cosa tu ti ha caricato un pruso di responsabilità, perché poi in suo palco tu hai cominciato, la prima gara che hai fatto, con chi hai cantato tu? No, però, scusa se ti interrompo, prima che non di a che rebrincare un passaggio che per me è veramente importante, no? Che dopo questa base che mi sono cominciato a appassionare, che tipo anni che ho cantato che ponia frate mio e tutto, io pure a maniera mia ho conosciuto la fortuna di mi poter un pacco allenare. Badiato un frate di noi, bestia che grazie a Dio che lo vivente, un frate di noi che ha appassionato un meta di poesia, si canta sottava, e quando ha potente occasione di cantare meta a volta schiniso per il solo senza tenore, e questo mi è servito non magari di tenere tutto a disposizione che tipo non di prima di cantare in tanto loco, di cantare in tante occasioni, però intanto mi è servito veramente di allenamento, di cominciare a piccare confidenza che su vraico de sottava, che sa ragionamento de sistema, che non cantiamo un sistema puro e tutto canto, sul sistema vero di questa gara. Quindi, che non infatti questo poi tu spiegavo, a Savine un pacco di allenamenti che su senso l'ha potente, poi sul resto è arrivato su parco. Questa è una forma di crescita, che è meta più responsabile, meta più posta sul centro dell'attenzione della gente, che all'inizio, se sono giovane, può piccare in una certa maniera, zucchinare, poi che sul tempo subiccherete a boccare la scalidad di spuro, che non basta più la novità, biccherete a affinare, che se no non si può andare infatti tu mantieni su voi due, da giovane, sei partito, hai sicuramente un fenomeno di adesso interessante, però poi ha sconfermato il suo talento, la qualità della poesia, e dunque sei 17 anni, e dunque sei riuscito, però sei già 17 anni, a durare tanto tempo su un suo palco, poi di adesso che accesti. No, questo ringraziando a chi mi ha dato fiducia, la sardina, la verità, questo è ella. Ma questo ambiente puro della gara su quale sono scritto, che è differente, ed è sempre più differente rispetto a prima, e che ha per il bisogno di accattare un'espressione nuova, ma non nuova in sul senso di cambiare un scritte, una maniera nuova di essere valorizzata dalla gente, da parte dei suoi poeti puro di comunicazione che in un pubblico nuovo. E questo che tenete bisogno di gara per ponere dennante, che la gara è improvvisazione in ottava, come la che noi si tenete un medio di comunicazione, una potenza, una filata all'estra e comunicativa che sa gente, che è rara
è notita di quest'arte, non è una cosa comune a tante altre forme di poesia improvvisata che batta. La gara in poesia ha sviluppato proprio questa maniera completa di avere uno spettacolo totale sul rapporto della gente puro, del suo popolo, della vita e che pone in comunicazione tutte queste cose e quindi si battono un pubblico che partecipa, che è appassionato e veramente stimolata per chi l'ascolta, fa parte della realizzazione di questa gara e noi abbiamo bisogno di tornare a cattare questo rapporto che sa gente che pa bene che sono anni è andato sempre diminuendo e per l'attenzione in generale della Sardegna possa gara, che è una lastima che per questa gara si perde una delle cose più notite e più distinte dalla cultura sarda, non che la coglievo, ma è la verità. Devo credo che in tutto questo luogo, del mondo, onde il suo popolo tiene possibilità di esprimere con questa poesia di improvvisazione, di tradizioni orali, casti a Sardegna, per il suo canto a Bolo, questa poesia locutoresa, questa ottata che fa dei vosato, se poi questa campidanese, a moda campidanese, si casta con ispanto, questa esti di aderuso, una don umano, un poeta teneri, sia che si sia poeta sardo, questo campidanese, questo locutoreso. E dunque è una cosa che tocca di aderuso a mantenere con meda attenzione e a comunicare ai comitati, ai organizzatori, che questo mondo andrà a preservare, andrà a incoraggiare, andrà a mantenere. Poi abbiamo a questionare in modo della qualità dei poeti, come si fa di noi, come ti esti sul mondo della poesia di improvvisazioni, a onde si canta, del bruso e tutto quanto. Prima di arrivare a questo, ma vai a scurtare ai nostri spettatori del suo canale 172 e mancai una partecipazione cosa tua. E poi dopo tornavo impari in questa nostra regione e cominciavo a spiegare come che si organizza prima in conca e poi con su fuetto, sottata, come ti nascita e tutto quanto. Devo fare bere una partecipazione proprio con chi si sta trasmettendo in questo periodo in suo canale. Un passaggio che ha fatto a Bidavanna, Strisairi, con Masala, e dunque c'è un passaggio, adesso dobbiamo un pari e poi torniamo a domo tua chi sta ne pago pago. Oi da manna manco podes credere canto la poesetada custa die mi va che davvero piacere de kennere a cantare fronte a tie proba al barachin che lu che stinie compra ma santa e divino potere martirizzata piscina innocente e ti saluto come amica gente. Dunque Giuseppe, noi sono io nudo perché questo programma è registrato e dunque ha fatto tutto Massimo Pinna che ha montato questa parte della poesia a cui ho partecipato tu e tutto e dopo dentro su pregeri da registrare e dunque si obbiu tanta cosa. Devo sapere ancora poi da lui ha partecipato anzi una volta immagini sa cara tua via da come emblema possa dire della Sardegna, antiposto tutta la Sardegna con il manifesto su con Savacci tua e ha partecipato a Castel del Suso, ma non mi da ricordo, si ha gatto queste immagini con Massimo da Sfadeo Biri e tutto canto. Prima però di spiegare come ti ho now abbiamo questione di prima, della complessità sul verso, delle improvvisazioni. Mi ha da piacere a tornare a sesor di cosa tua. È un nao che tu hai cominciato a 17 anni, ma in Calibida, Calibia è il primo palco di Giuseppe Porco. E con Chini, Calibia è stato poeta. Aquí hemos un tulestro de esos pasaggio. Io ho cominciato a cantare come timonante, prima che poneva frate mio, poi certo, mio e tutto. Poi a un certo punto resto un po' che sparta questa voce no, che io ho cantato, per una cosa rara, che non si la canta in tutto un pezzino di 26 anni, come certo. Tengo tanto che canta in poesia. Tanto ti succede, andare ad ascoltare una gara a Rosei a Sant'Uiacu, questo
su 2 mesi e 2 in triulas, e bene si mangia le pazzola. Un'amica comune nostra, Maria Manca, studiosa francese, che ha fatto per un bello libro sopra la poesia. Chi è? Samuleri di Bernardo Ortasio, mi lo ha presentato, io le persone non lo conosco, vai dato mi sta saltando proprio bene, cosa gai a salestra, ma l'ha detto, ma questo pizzino canta tale schitere, e io questa cosa tutto mi ha salutato, e va bene, si chiuso a gara, poi sono venuto a cantare a Sant'Antioco, a Bidda, primo di agosto, una di Guinea di Erdo, ho fatto. L'ompetoso a Bidda, diretto cominciano a si informare, anche per questo giovane, tutto, arrivo io sul comitato a Chenare, gente bisogno in cui, anche tu stasera anche cantaschi noi anche. Ehi, santo pazzola questo, lasciate perdere, apponato un canone in chirca da cantare che nessuno è. E comunque tutto è, su Bernardo su Rosedo, ma su Mario sempre sicuro un comportamento, su tipica barretta un po' più riservato, adesso usate una brava persona, poca età. E tanto, Brulle, tanto mi sono tirato in da secos, arriviamo a sta gara e cominciate a caghettare una battuta da pazzola, i sesur di Uggiai, ma io sempre a un'ora e Zizi l'ha fatto commenti aspettare a dopo, ma tu gara, giustamente anche no, io ero in terra ascoltando, no, e guai, te non mi chiedi. Tanto arrivano a Sarduinas, commenti di cantante Sarduinas, non mi si pensa Zizi anche, ma prima in palco la gara è sospendere, Deo cantende a porco, che lo intende. Tanto si pensa a Masala, e narata, mi pare che la dianato che è una Sarduina serrata, ed è ovvero intende logheria, non ha scusso di Zizu, tu e Bia, e Pazzola mi pare che ha dianato, le che lo intende su Zova, e do proide, si è sporco, si è sporcheddo, una cosa gai. Io non isco mi ha piccato sul momento, qualche cosa che mi è scattata, ma non mi chiede le cose, picco, pum, e mica fila su presso parco. Arrivo a lì e commento sulla arziata in mesi solo e canto un'ottava diretto. Ma mi lamento che proprio l'impressione che mi ha fatto la prima volta, che questa non è la prima gara ufficiale, però è la prima volta che sono arziato in un parco, che poeta si arrazza poeta. Ma mento proprio finito delle cose, commento sull'ompeta sul microfono. Si vede la gente di arte, io non ho arziato in un parco di cose, la gente poi commenta per la bocca a cantare, la bocca, solo a me, a tutto prata, le cose che sono barrate in tre coro mio, impressionate, mi lamento che questa impressione che mi ha fatto, proprio la bocca che è spartita, sola, in mezzo a questa gente che ti fanno mire sopra, un'ottavichedda come non mi lamento, poi mi l'avevano pedata registrata comunque un'ottava ringraziante che io timende che pochissimo l'abbiamo salutato e tutto abbiamo cantato poche ottava e venita che la diamo ecco questa è stata la prima volta che manco lo stinio de che 7 anni non lo abbiamo attorgato tanto si che ti spara che sa bocca sempre di più che un parente del babbo che venite a ischire che cantavo e l'è andata a Babbo Sicchera anche a Fizutulu Pico a Desulu che ha battuto una gara e beste Baroriscano di Ozieri, Bruno Agus e un locale di Nie carta di Desulu che tenia bestiamo in Campidano che tenia tanta che a caricare e i mesur di Agus e di Scano. Arrivo a Nie che l'hanno scritto isso e tutto per gli Agus anche mi sono d'accordo sul comitato anche secondo te ma non ne cantiamo una telesore de cantas tu pure e bilacconco in Nie questo bittenzo a numenare mischini su quello che sia su Vicente Zui de Giurgus Donigala i tenia ascoltando è nato ma ha inteso cantando che in Bruno e tutto Baroriscano e carta ma è nato si scontento come a Santo Bustiano in Bida, in Zannario, e su mistico comitato. Os poetas sono già caricati per la gara. Però, se badu sordos, andamos e invitamos a te pure apenas. E a Venza, mi invitato. A spaccare dieci minuti mi giudizio, tutto. Ecco che è il suo primo invito ufficiale per Santo Bustiano, a Giurgus Donigala. E abbiamo cantato che in questa carta che bitti in Desulu, su zero che in Bruno.
Poi bitti su pretta de meana. Noi poi schiacchiamo a metà gara, però può narrare l'ambiente che bitti comunque i cui noi tutto questo ormano locale vai a calicuno perché Certo. per a livello minore comunque ed a livello di va, ma è tutto che a qualche gara, gonzi tanto e tutto. E mi hanno invitato a fare questa gara che in Gino Melisi di Terzenia, su pretta de meana e carta. E abbiamo scantato lì. Ecco che la prima gara, ecco arrivo, poi tanti fatti fatto, ne è arrivato un'altra in Isili, Chiniscano e Bruno Agus, poi un'altra in Gergei, poi una in Zizi e Agus in Bidda, a Santo Nicola e contemporaneamente è arrivato questo concorso di poesia in Nule, che abbiamo fatto un po' questa gara, che in quest'estate forse una pubblicità e manne che lo ringraziare a mentare a s'epoca su Beate su Paolo de Pillon che in giuria scurtande e si incrasa che mi ha atteso mi ha scritto un articolo proprio in prima pagina sa volta messa nuova che ti ricordi su Zovano nuovo della poesia una cosa sul genere questo poi scritto di uno commenta su Paolo è stata una pubblicità di manna sì. e così invito sono cominciato a regalo del Pruso a arrivare la curiosità della gente ripeto non fitti tanto po' bene creati strada meta e pratica comprende tantas e tantas cose però si comincia a bella bello ecco. Quando su can cruzaca rena flizzidi Bimbaran pare morta e finita d'ogni spera Bimbaran ma si una giudu vero si affizzidi solidale in cussa camminera Bimbaran in su coro una fiamma si elizzidi chi espro su futuro una lumera Bimbaram e su coraggio forte si erizzidi pro vincer de su male si scogliera Bimbaram ma in su mondo d'egoismo infusto Bimbaram di allebias e de frenesia bidimus solo ad achiruimos Bimbaram mensus sprites al forzas no unimus Bimbaram o affrontare questa malattia tutto pari su proprio il giusto Bimbaram Deo vino e spero in tutto gusto Bimbaram onorende a Tiziana in riverenzia saludo a tutto e buona permanenza è un'auga gusta di questa poesia le improvvisazioni è un'arte di adesso di spanto poi quando ascolta sono poeta che improvvisa da ingunisi verso o a rispondere a altro poeta è una cosa che di adesso non fai da tu crei è una delle manifestazioni si può usare che teneu come tradizioni sarda e dunque se io mi voglio uscire che si sta ascoltando proprio come in tessa formazioni de sottava cioè in tanti possa rima come ti depidessi come ti nasci di prima in conca poi con i sfuedos conta si va con questa difficoltà di questa arte manna che tenevo usato che quando intende a tu i cantelli pare una cosa facile però poi se ti ci pensare che io penso improvvisare un'ottava ci pongo una gira che ne fai una dunque è di arrivo complicata dunque contaci lui come ti nasce proprio questo verso come ti sa difficoltà maggiori che tenesi in improvvisazione. No, io so che mi aggrada narrare questo, che la composizione di un'ottava è una cosa, come te l'ho ponato prima, che serviva a tanta gente che cantaiti, una cosa che intanto riesci a esprimere, a fare, beste questa capacità di cantare queste parole, di le spare, di anche un'ottava, prusu o manco bundata, poi dipende da chi l'ha, di questa pratica che tenete. A terra cosa poi magari andare a una gara, una competizione, non era sa parola tutto, sa parola gara che era una riscusso, questa competizione tra i poeti che besti, non è che poi battono un vincitore, però è questa gara tra due e questo è un fondamento puro, ma una gara di sostanza, chi che tenete la lingua
as rimas si seppero dessas paraulas e poi si candata a sa creazione dessas ideas, dessas rispostas, desse sviluppo de s'arreiano che si tenete uno che satiro, questo è un confronto. Quindi questo bicherete a tenere uno dono de pruso, a resistere a fare che scusto, intre di un sistema che su essa gara che pretendete certa risposta, a certo livello, certe argomentazioni. Quindi batta tanto livello di crescita che può muovere, però tenen bisogno di su primo gioco di rimas, di risposte, che si può senza arrivare a sottava per di tornare due verso lui a pare, cagare esa cosa nasciti. Però poi chi è tenete veramente su dono, s'avvisa di resistere a riempire una composizione che si sottava, che è sua, che tenete a disposizione in sa gara, in questo tempo este su medio espressivo de sa gara sottava 8 versos. Certo. 8 versos chi sottava sarda este commenta sottava italiana, sì, che permette tu incrocio de sa rimas, chi sottava italiana, commenta la conosciamo di Ariosto, Tasso, non permette tu incrocio este A, B, A, B, A, B. Un poeta improvvisatore può benissimo essere A, B, B, A. Certo. A zomma l'idea che puro per il suo gioco dessa melodia, dessa rimas che tornano, quindi non è una cosa non permessa cusa, anzi si liga a su venere dessas parole, a sa creazione sor versos e a sa melodia su cale nasce in questo versos, o casa poesia è scantata, è improvvisata. Certo. Quindi batte un'altra differenza manna che sottava iscritta. Su poeta crea sor versos in su momento, los improvvisata, però sono versos che erano misurati. Deve nascere chi in un ordine, chi in un grabbo, e questo grabbo è dato da essa musica, da essa improvvisazione. E questo è su ligazzo che beste che in tutto l'arte puro di cantare a sa sarda, come tenaro io, a sa maniera nostra. Che beste sempre speri os altri cantos che tu hai ammentato prima, che a chi musibida, potete cantare tenore, potete essere uno ballo, potete su cantare chitarra, questo vale a meta per il posso cantare chitarra, però in sopra di un schema che potete essere un canto il re, aspetta da poi a chi scantando a fruire una serie di melodie improvvisate che nascono in su momento, questo è il vero canto a chitarra, e scuso si spanto sempre nuovo, se non è un spartito è diventato una cosa monotona, una bella cantosia ti fa d'alta, invece della creazione del suo umano cantatore, su tenore sa matesi cosa, tutto il ricordo della voce, di tutti i pezzi, ecco, la poesia, tutto questo ricordo, lo fa che sa rimas, che sa paraulas, che su confronto tra i poetas e che sa ragionamento. Certo. E però lo hackete intro di un sistema definito e misurato sempre tramite la melodia, sempre tramite il canto. La poesia improvvisata tiene la metrica sua, che è una metrica orale, che se la confrontiamo però che la metrica scritta sono belle gai a tutto un passo, a parte qualche differenza che è legata proprio all'espressione melodica e vocalica della sillaba, però deve tenere una misura. Un verso che non è metricato è un verso irgurdo, è un verso che non suonata. Un poeta che è buono, che conosce questa metrica su tratto suo, andare in sua di improvvisazione, li può perire che sono errori che capita un verso metricato, ma se la bizzate su momento che le scantando che non tornata, non si può fermare, sta in una gara, è normale che qualche cosa uga da mano, ma per spacco belli te mezzo geste, primo, e poi ti rende conto, qui te che mancata questa melodia, un verso il metricato, un'ottava il metricata, manco che sia una voce che si ristembe in mille maniere, non era una manco per la cantare a tenore, che non torrata, e sti forasa de passo, e scommenti uno che balla che non sa passo, il forasa del suo passo, del suo ballo, e sa matesi cosa. Tanto, chi su canto, su poeta, misura sa metrica, che li dai anche solo versos o dechi, torbellos o musicales che suonano e che viene influito da accompagnamento che su tenore. Su tenore tenete due funzioni, mannas, che sono già di dare un pacco di respiro con la frazione di seconda su poeta che a borta tenete zora di cannangere qualche volurimento in pruso, un'idea in pruso, una parola mezzo. A volte basta per uno che scantando senza rompere sul tenore, però per ischire rallentare, magari chi li scurta lo nota pacco,
però per che tante che la su verso quasi in bocca, a lo portare più lentamente in certo momento, ecco che viene la parola giusta, che torna in sostanza e in metrica puro, in misura. Queste sono tutte cose che si affinano, uno più scanta, te più si affinano. Certo. E sono cose che sono per facilitate dall'allenamento. Uno più scanta, e più resistiti a fare che scusto. E oggi è vero, su plus cantara e plus meglio sa fai gusto. Una delle cose che a me mi ha sempre impressionato gali punti, su fatto che vosotros, i poetas di adesso, no? Non chi li canta, i poetas, tenenti una cultura e una memoria che è una cosa incredibile, cioè quando vosato cantai 1000 argomenti differenti, se andai a cercare sa storia, sa geografia, sa tradizioni, sa religioni, d'ogni cosa, dunque a gusto si porta a ligi sempre, a ligi a si informare, a studiare, poi è vero che in su palco si formai, se d'ogni volta si è sempre più strutturato, però sa vita da passare, però sempre studenti, dirigenti, poi a noi arriva in su palco si è buito, devo è mantenuto errori manno, devo vivo in su palco de 40 anni, però non tengo questa responsabilità di improvvisare. Osato su da pesiscire d'ogni cosa, poi su tema che si non ogni volta, tu non lo conosci, se arriva Sangunisi e ti nanta, tu devi cantare della religione, tu devi cantare invece di questa cosa, del spettacolo. Come ti ho fatto una volta con Sant'Effisi, anzi poi da fare su intendi pure. Ma questo è un altro impegno umano che tenesi, cioè di studiare sempre, di leggi sempre, di memorizzare sempre. Questa cosa più mala che dia possa capitare un poeta stanno scritte a narrare. Questo di essere una state che non se lo potete permettere. Non se lo vuole permettere. Ne si ogoioga dovete scrivere e dovete scrivere perché quando è sul momento giusto desi chi si fuori di certe affilate che spiegano la gara, di certi argomenti, se quando bintrare o bitorrare. È tutto un arreglio per chi su collega, però un arreglio che deve aggradare la gente, deve spantare, si spanto i testi. Chi un poeta vocata in rima, che in parola venene stata, che in parola di misura giusta, intro di un'ottava, bene cunzata in questo tanto tempo che rispettata, una cosa di bunno, di capo, di tino, in risposta a satiro. Se no non vediate essere discusso rispanto, quindi le viene a conca la cosa giusta sul momento giusto, che magari una persona normalmente vediate arrivare pure a tutto questo ragionamento, ma non vi rompete in poco tempo orgai, o a borta la creazione di un'idea nuova, che prima io ho nato bilompete, ma potete che magari su chi è nato su poeta è difficile che bilompana a narrare, e questo è un altro ruolo per de promozione di idee, di cose nuove da parte di suo poeta, però non è tanto a tenere giusto, sì, una cultura a tutto canto, memoria, si deve aumentare di certe cose, io non mi reputo uno che tiene una memoria manna, però proschiattero è un dono differente, per un skin di tante cose, le deve bene questa cosa giusta a conca sul momento giusto. Questo è che conta, è inutile che legata, se no torniamo a quello sonetto di Sant'Uni Cuvedo, che lo conoscono tutti, che narra una certa screne che a forza di cultura si diventa poeta sul tammastro, che comincia a gai proprio, non basta stare allegre, bicchiere allegre, però poi le cose che erano poste in questa maniera giusta, in questa gara. E schire valorizzare il tema che uno canta, uno è l'esordio, la parte iniziale, e poi pure conta a meta che uno sia preparato in tante cose, però è un arrivo libero, come diciamo fare da io e tu, e dunque si impara su che non venite a conca, su quello che picca s'arrivono, che potremmo muovere da un tretto e non per un attimo. E se io non mi aggrada a questo tretto, dove siamo lontani, mica posso uscire più facile, no? Cambiare argomenti. Quando tu che sei serrato entro dessa lacana di un tema, tu diventa sul tema, sei tu questa parte, quindi la devi difendere, che devi spericazzare tutte le idee di come la pensa, tu devi tenere questa capacità di ragionare sofisticamente, potremmo narrare
chi satero, però tu tenes l'idea tua, che si fonda in questo argomento, che potete speri una cosa che tu non apprezzi, no, sei contrario a questo, però in questo momento sei a favore, diventas tu. Se tu cantas la morte, io come mi venite come che la può cantata con Dusero, tu sei la morte. Certo. Ma non solo che Giuseppe Porco difende la morte, sono io la morte, sono io. So io. Tu devi ragionare con mente che c'è la morte e andare a cercare tutte le cose di importo per i sentimentali che possono essere in palla di questo gabbo della vita. Devi tenere questa capacità, poi un'ora tu ti devi dimenticare che sei vivo, che la vita ti parte per chi chiede sempre a parlare in vita, che chiede tutte le cose che nella vita. Tu devi cercare le cose più belle o più interessanti di questo argomento. Sì, cercare le cose belle di questa morte non è facile. Però si deve resistere. A volte, per un tema che pare più malo a cantare, a volte si tenete stimoli per i sentimentali, che io a livello regalo più alto di poesia o di vinesa, e cui si viete, su poeta Ottavio, si viene per cantare sentimento, Ionaro. A volte tutti i temi non sono uguali. Io a volte mi imputo io e tutto che non ordana certi temi e non mi pare che lo sia poverito tanto di poesia. Casi a te ti danno a cantare Zaluc e Scuro, ti danno a cantare Zallinna e Zuerro, ponimmo, però tenes una parte materiale. Certo. Tenes Zallinna, tenes Zuerro in mano sapretta. Se ti danno a cantare Zamore a sa mamma, o ti danno a cantare Zamore a sul fizzos, ecco, non ha spruso di narrare certe cose più materiali che bisogna sopra di un argomento, e così vedete per la capacità che deve tenere sentimentale ed esprimere certe emozioni e deve comunicare a sa gente, e questo è il regalo più difficile e perché regalo più impegno a cantare. E io personalmente tante volte non mi intendo a sartese. Spero che sia un stimolo per un mezz'ora, però si deve dare molta attenzione che chi non si scurta deve comprendere il valore della poesia a un certo livello della gara e noi ve lo dobbiamo trasmettere. Certo. Se no rischia che la venire commenta una cosa, no? Che un giorno chi chiede si alza, canta su macchine su o due risate, speri la parte comica. Questa cosa ti voglio questionare, Giuseppe, ti voglio domandare proprio come te sul mondo mo, potete appuntare gente insomma, al 40 anni che non mi varia proprio poeta, ma di questo non dopo, poeta Dio, ma voglio fare intendi, proprio questo passaggio, tu canta a meta con Bruno Agus, e dunque a Sant'Effisi, la pozzerriamo diverse volte, quando ho fatto, ogni volta ho dedicato uno spazio a questa poesia di improvvisazione, se venivo tu con Bruno e dovevamo voglio fare intendi, se scurtatori del suo canale 172, uno passaggio, tanti poi intendi, commenti via d'andata questa gara a duos in Piazza su Gramo, un Castello. Como torrado e fis que es provoto Annora in ue infusto ad innocente Desambe santo su terrino tutto pregende a Deus possa sarda gente Comente arda e seculos connotto o castello mudada se lugente Deo cantende in custa festa digna saludo a ti e tutta sa Sardigna Prossero e martirizzato in ora commente ana contato e ana scritto
contento in quest'ora di essere presente in questo bello sito. Pro figlio su santo benedetto chi come ad in su gelo sa dimora. Oggi è il morto pro amare a Deo ed è abbondato giù saluto mio. Dunque, Giuseppe, tornavo a Domo tua, bello, perché si stai bene, no? Io ne so verità, bello. Come sì. Io poi su parco va per specialmente. Pigano un maghetto su sonno, no? Su parco a dormire non fa. No, su parco non fai. Non fai quando presenta, ma quando, prima di tutto, poesia di improvvisazione, poeta, una poeta che scrive a Domo sua, questo poeta a tavolino, no? Punti secchi, tranquillo, su silenzio totale, non si trova nessuno. Mentre su desispero e batto il muro, non si trova nessuno. Poi ti scrivi 1000 volte, si sottava, da correggente, da avanti, da proriggente, tutto canto. Tu invece, nata ad una cosa, su collega, stato poeta, e tu devi rispondi, o ti onano un tema, cosa devi fare, e sta difficoltà, come ti hai spiegato tu e cosa. Però, ecco, noi siamo fortunati in Sardegna, ci sono diversi poeti, improvvisatori, sì. Però prima ancora di domandare come testi in noi sul mondo della poesia, come ti sta vivendo in questo momento, ti domando come testi questa qualità dei poeti, perché a me è capitato di intendere che nessuno improvvisai, ma forse sì, poeta non esti, forse che nessuno si prima di vai a palestra e questa scuola che hai fatto tu, alzi prima in su palco e vai a scuola. Secondo tu, come è questa qualità di questa situazione? Ma poi ti tocca naturale attento. Non è bello andiamo a criticare lo satiro, no, ma in generale. No, ma questa regione in generale, chi non è pronto a fare il suo poeta, poi cioè è giusto aspettare un vago, a tenni conca, a regionare, si castiai, a scurtai, certo. E pensare che forse prima di cantare in palco devi cantare in silleri, devi cantare in domo, devi cantare con un amico, e stai. Oggi ho tapo su chi ne può tornare rieo e chi penso è scusto. Da sande dei suoi errori che normalmente si commettono in un parco, io sono il primo che a me chiacchierare soddisfatto di una gara, mai. Va sempre a qualche cosa che non è andata. Posso la verità è best e si deve fare sempre in mezzo. Però batto una responsabilità, batto un pubblico, batto un invito, batto una esta di una vita, se noi l'intendiamo veramente questa gara come su che deve essere dentro di una esta sarda, non facciamo poi di altre espressioni storiche che spiegano questa esta e sarvida, che poco bene nulla tenete a vedere chissà qualità, chissà ricchezza della esta nostra sarda, interessa cale beste per l'esarte di questa gara. Però noi teniamo una responsabilità di lingua, una responsabilità di argomentazione, di comunicazione che si gente, e questo uno la deve intendere e si deve sgherare, come intendiamo di su chi potete hackere. Se la cosa è stata tutto facile e tutto di un potito, è stato tutto poeta. Certo. E questo io non lo ero, può errare, serrare sariannas a qualcuno, o può narrare che tutto non può cantare, però sì, certi sballi, certe mancanze sono in bocca di un piccino di seghi, di 7 anni, 20 anni, che sta cominciando a cantare, che intanto di coscienza, di passione per questa gara, è stato conto. Quando questi sballi per i più gravi, metalvortas, sono in bocca di gente di una certa età, che ormai è scolata, dessa epoca di cominciare a fare qualche passo, di mezz'orare e chi gira tanto per suo gusto di ponere sul palco che si crede in iscritto per realizzare un sogno che ammito che non può tenere, ma non è scusa questa maniera di casa poesia grazie a Dio permettiti a tutto di cantare. Se tu non hai il talento di cantare sul palco, vai ti che cantas in silleri, cantas in cantine, questo non sul livello che
hanno permesso di esprimere per i poeti rumanos che sono partiti di qua, hanno fatto allenamento, sono lompito dove sono lompito, ma andare sul parco, ignorando le minime regole di rispetto per i suoi colleghi, di rispetto per l'arte che rappresenta, per la lingua e per tutto in generale, per ciò che si accende, non andrà bene. Questa è la cosa mala che vedo io in certi atteggiamenti, che tanto si rischia veramente di andare a fare una satira, ma una satira vischida di su che si gara, è proprio una cosa che in senso male una satira, che è una cosa da ridere ma da prangere, certo. Che vedere che rata si gara, che su che ha rappresentato a certo livello non andrà bene. Magari che si tenta di cantare in certa maniera, di certa battuta argai, di anche ridere, di tentare di attaccare su collega tu non vale, non hai fatto poesia, tu hai anche io ti sei caccanzos. Non è scuso a cantare in poesia. Certo. Tu è uno, pote speri giustamente tentare di ti ponere il look pur de satiro, ma lo deve fare chi sa virtù dessa argomentazione. Certo. Chi sa capacità di separare le parole, di che sottava bella, di che sottava prena, sottava devi narrare chi poteva nascere in un montone di maniere. La maniera più facile di che sottava è che uno si pensa una paia di rima e sul verso sprumeno di mesania, o più che altri commenta che intanto su quinto e su sesto verso, e su precue l'attacca a tutto sul verso che viene in prima, commenta potete, non de qualche cosa e poi che sta serratedda. Su settimo e ottava che si gai. Certo. Uno sta a fare un'ottava prena. Certo. Che quer narrare che uno questa ottava la riempite di sostanza, di si comincio a sagabbo. E cue este veramente che si viete, si seppero di suo poeta di tutti le parole e di tutto il ragionamento. A fare che scusto, perché avete un certo talento, una predisposizione, una certa applicazione pure, non sempre noi spurberi siamo, bisogna sossero che tu sei muttavona e tanto è più facile, o ti pare che sia più facile, che a volte è una cosa per un'apparenza da parte nostra che non pare che non intendiamo in questo momento più ispirati e a carchisero a volte non ci intendiamo ispirati e magari vi poniamo a virgole, a accento, che vi siamo in qualche errore, però magari abbiamo fatto per qualche ottava bella, però cosa nostra non intendiamo molto male, non intendiamo pronti che si saranno a dire. Ma queste sono tutte cose che entrano dentro del suo mondo, della gara, del suo alternare per queste cose. No, non è un'altra cosa. Però che non narrare oggi da parte di qualcuno che si presenta, ma forse l'esempio che a me che sono sul spizzino, anzi purtroppo sono sul spizzino che per un minore di me non binda per Diego Porco, che se n'era porco che a me, adesso date me tutto per questo un mese per un anno. Quindi sul titolo lo penso che lui è di super giovane, però ecco Diego si è visto diretto quando ha cominciato a cantare il suo talento che di un LGBT, un altro giovane di Uliana. Su Mattessi, ecco, sono piccino. Infatti ti dà punao poter resistere. Ti ho domandato Augusto questa riflessione, poi siccome questa poesia c'è tutto, su in noi non è che sia da ascoltare argomenti un tempo, se dunque si fa più difficoltà a cantare in sbiddas, in spalcos e tutto quanto. C'è su Sozio Campos che sta facendo grandi cose, può divulgare quest'arte di Portumano che è in Sardegna e dunque sicuramente già si sta soffrendo un pacchetto di bruso rispetto alle generazioni passate, quando si canta a mera di bruso in poesia. Dunque è giusto che chi alzi in suo palco e tenga questa responsabilità di mano. Questa si deve intendere uno che a vari sottava in questa maniera e mi rendo conto che non sta né nuda di sostanza. Ma poi state pure di tempo se ascoltare i gusti che non era nulla. Invece quando ascolta tu, quando ascolta esatto il poeta che tu hai nominato, mi spanto, a tu spantavo i scurtenti diversi e mi domando se questa cosa che mi domando Dio è ma commenti vanti, ma gasta questo dono di Dio che denti e poi sul dono di Dio su massa capacità di esprimere in poesia di arrennesci a fare questo mestiere. Dunque è una cosa troppo importante può essere
lasciare in mano o in sabucca di qualcuno che non tiene ancora titolo, guardia in su palco a fare ma ancora, ma io dunque vedo sempre tocca magari radunare gente di una questa cosa. certa età che e poi batto un'altra cosa, io come che arrivare a questo che potremmo giocare in cunzare bene a riuno questa situazione per attuale delle gare. I test sul problema, a parte questa diminuzione della quantità di gare, non sono per tutte le gare che in prima, perché Gallo in Sardegna oggi è organizzata un montone di gare, tante gare, ma Gallo poeta che io penso che cantano a un certo livello, e la gara tenzata un valore come è fatta oggi, tene Gallo tenere meta sa gente, ma Gallo meta gente che l'ha scurtata, però dobbiamo comprendere che si è andato con un sistema di organizzazione dessa festa, e questo sistema di critica e servida delle vaidare dessa gara, dessa preferenze, del suo tifo, di un poeta, del satiro, tu andai a fare una gara in casa, ma dopo un mese spuro, si ne vai da sempre di questa gara di vita, oggi questa cosa è sempre minando di pruso, oggi che sto rande a un gruppo sempre più ristretto di persone. Ecco che io in questi anni che sto cantando, che come che sono cambiato sul bindi, che sono andato, sono che 7 anni fatto, non è meta, ma non è manco poco. Io posso tornare che in questi anni che sto cantando io, ho visto sempre minimando questa passione di servidas, questo vai a dare dessa gara, questa preferenza che poi io chi ha per sul invito, no, porco, l'anno passato si è difeso, ha cantato bene, lo torniamo a invitare l'anno che viene. Oggi succede che la gente che non ha che te a terra grazia, che sanno che telefonare a comitatos o cercare parenti, amici, tutto ciò che si può, svendere certe nostre, guai, questo sapeva cosa. Non si deve fare, che io sono sempre stato il primo che mi ha creato un'attività, uno trova alla banda, poi non è che una cosa venale, che assolutamente questo è il contrario, che uno poi tanto deve campare di curso, deve che serata, se per forza arriva a 1000 compromesso, magari che secondo chi è può avere una gara in più, no, io la gara è scusta, ergo io la difendo, si sta bene sgo, se no io potrò anche speriatelo, però io non la frigonzo che devo avere due soldi, però oggi è tutto manipolato, cioè non manipolato in tuttue, però in metallocro è sempre essa mano forzata di qualcuno che si è caccato in mezzo, su chi non è preferito della gente, non è preferito dei suoi appassionati, però si è caccato in mezzo. E queste cose non ha che bene a questa gara, perché poi a borta, io spero che hanno una bella gara, però a borta la gara non è bella e ne risenti ti deste un'occasione, un punto in più a favore di quelli che non le vogliono fare, che poi non sono piaghe sono poeti, te lo fanno. E quindi questo sta succedendo sempre di più, che questa gente, perché non le vogliono fare, che a te può contentare gli anziani, e si spendiamo spacche in mezzo, e questo che sono sempre le proposte, e che lo spiccano. Non hanno a fare che stanza, però questo è un convito, un messaggio un po' di importumano, pochini ascolta, pochini organizza, pochini tieni possibilità. E poi c'è passata più di un'ora e dunque si doveva firmare in noi. Io penso che ci sia questa possibilità di tornare a trovare con Turia, regionali, non sciusi in questo programma o altro su che andiamo a fare. Però voi di adesso ti torno grazie Giuseppe, poi ti sei fatto conoscere meglio su questo mondo. È una cosa vita cosa tua, che di adesso una cosa straordinaria, per questa cosa manna che tu riesci a fare e tu fai di esci con questa tranquillità e facilità, è un esempio importante per tutti. Grazie di adesso e naturalmente te lo ascoltai in spalcos, in registrazioni e tutto canto. Voi altri, amico mio, casi sighesi ogni domenico con artista Sattopio Carabenni su tempo benitori e sa gira chi benni domenico con un altro artista, un altro personaggio della Sardegna Cosa Nostra, chi sa raccontare questa vita sua, chi è questa vita di tutto canto noso, appassionato. Saluti a tutti.
E fisineli astento, giù Nadale. O martire chi gracias, Santo entregas. In Sardegna de Roma ufficiale, innanti il guerra al vida segas. Mas a rughe de Cristo so immortale, mi rende in che lutti pentisi e pregas. Condannato procusso in tribunale, giudico accusa ma tu e non negas. Frazellato e bruciato, giusto e buono. Quando Angelo t'ha torrato sano, sì che il fuito da essa sucono. In parte sua tando, Vlaviano. I persighi ma solo su perdono, li torras in sas penas cristiano. De benalzu subindi, ghide mese. Pregende pro calaris giuto al nora, moris insanno tregentose trese. Sacregia in iam fatto, protettora. In ue in professione galuoe, l'ompel mudato a sa solenne ora. Casa pesta al firmato, o santo eroe. In castello chi t'invoca da e giamada, a nostre gentose chi invantanoe. A primo maio in festa, si recamada. Con sorza sordesciuto u cammino, Parisa totta sa gente chi tamada. Bene ighe l'usar du terrino. Pro tribaglio famiglia o pro affettos, isculta cantos ti pregan divino. Vagues ischide dinto tu strettos. S'orgoglio de sardol de cultura, ca non bindabil gonza e nen difettos. Pone allegria in ue, ba tristura. Pone salute ziba maladia, e in su male iscuro su lugura. Deo vino zagara in poesia. Gracias a sos chi mazzi stento in conto, e sos chi mazzi il fatto compagnia. E fischi bos assista, sempre spronto. A me da annos cungo sue confide, saludo a tutto e in festa si guide.